Pompieri impegnati tutta la notte a Lancenico di Villorba dopo un furioso incendio è divampato a Villa Angelica, a poca distanza dalle scuole. È giallo sulle cause del rogo l'ipotesi del bivacco di un senza tetto. I carabinieri recuperano gli oggetti sacri rubati a fine febbraio dalla chiesa di Dosson. La perquisizione in casa di un 42enne di Ponzano dà esito negativo, ma l'uomo si presenta in caserma e confessa tutto. Non andrà a processo il 60enne di Castelcucco denunciato per aver sparato alle gambe a un cacciatore per vendicarsi di una gallina azzannata dal cane dell'uomo, ha ottenuto la messa in prova. Crisi dei centri storici. Da Treviso la proposta di organizzare gli stati generali del commercio, mettendo insieme sindaci, esercenti ed esperti. Autismo, a Treviso quasi 100 nuove diagnosi nell'anno scolastico 2024-2025, dati emersi nel corso della conferenza per presentare la camminata in blu. Giornata decisamente particolare quella di oggi per gli studenti dell'alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto. A far lezione per un giorno uno degli chef più quotati d'Italia. Con un post sui social, Jasmine Paolini, tennista numero 6 del mondo, annuncia la fine del sodalizio col suo allenatore, il trevigiano Renzo Furlan. Grazie per tutto quello che hai fatto per me. Calcio, la Coppa del Re torna domani sera in esclusiva su Antenna 3 a partire dalle 21:30. Secondo turno di semifinale tra Real Madrid e Real Sociedad e tra Atletico Madrid e Barcellona. Buonasera, bentrovati, eccoci con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. E allora la cronaca, dicevamo, pompieri impegnati tutta la notte a Lancenico di Villorba, dove un furioso incendio è divampato a Villa Angelica, a poca distanza dal polo scolastico e dalla stazione ferroviaria. È giallo e si sta indagando sulle cause di questo rogo. È giallo sull'incendio divampato durante la notte a Villa Angelica, in via Franchini, a Lancenico di Villorba. Le fiamme hanno pressoché distrutto la barchessa e i vigili del fuoco, arrivati con 22 uomini, 5 autopompe e 4 autobotti da Treviso, Montebelluna, Conegliano e Asolo, hanno lavorato tutta la notte per domare l'incendio e soprattutto mettere in sicurezza le scuole adiacenti e il corpo centrale della villa. Sindaco e assessore sono rimasti lì quasi tutta la notte. La prima preoccupazione era proprio che fosse interessato il corpo scolastico e quindi diciamo la velocità nel anche uscire anche noi per provare a verificare che non ci fosse un interessamento, perché insomma la villa ha sicuramente pregio, ma il corpo scolastico è sicuramente un qualcosa che avrebbe dato un danno forse maggiore dal punto di vista proprio anche di tutti gli alunni. Sulle cause invece stanno indagando vigili del fuoco e carabinieri. Tutte le piste sono aperte, compresa quella dolosa al momento. Di certo non sono state trovate persone all'interno, quindi non risultano feriti. La villa è abbandonata da anni. Non abbiamo ancora notizie sulla causa, una villa che meriterebbe essere riportata al suo fascino, purtroppo disabitata da molto tempo, adesso appunto sono ancora in corso le indagini. Il primo dubbio effettivamente era che ci fosse qualcuno all'interno, in realtà fortunatamente non ci sono feriti, non abbiamo riscontri, per quello è l'altro lato molto positivo. Vediamo cosa dicono le indagini, anche perché la villa era in uno stato abbandonata, insomma non ci vivevano da anni. Villa Angelica è del XVI secolo, un patrimonio importante per il territorio. L'intervento dei pompieri è stato particolarmente complesso a causa della folta vegetazione del parco. I danni sono ingenti e da quantificare. È crollato il tetto della barchessa praticamente, quindi la barchessa è inagibile, una parte della barchessa. Ci spostiamo a Casiera adesso. Ha riconsegnato degli oggetti sacri che erano stati rubati un mese fa circa dalla chiesa di San Vigilio a Dosson. Un gesto però che non ha evitato a un 42enne di Ponzano Veneto la denuncia dei carabinieri per furto aggravato. Sarà stato il rimorso di aver rubato in chiesa o il timore che le indagini delle forze dell'ordine si stessero concentrando su di lui? Fatto sta che un 42enne di Ponzano Veneto si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri restituendo gli oggetti sacri che erano stati rubati la notte tra il 27 e il 28 febbraio scorsi dalla chiesa di San Vigilio di Dosson di Casier. Un turibolo, una navicella e 3 chiavi storiche della canonica. Si è arrivati all'identificazione di questo 42enne attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza. La stazione di Dosson di Casier, attraverso appunto le indagini, è arrivata a questo soggetto, domiciliario a Ponzano, tra l'altro già conosciuto per piccoli precedenti, e nel corso della perquisizione non sono stati trovati gli oggetti, salvo poi lui stesso averli consegnati in caserma, probabilmente perché insomma anche mosso da un senso di colpa. La perquisizione in casa dell'indagato, condotta
condotta sabato scorso non aveva dato esito, ma come detto è stato lui stesso poche ore dopo a riconsegnare quanto era stato prelevato dalla chiesa, oggetti rubati che sono stati prontamente restituiti alla parrocchia. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità. Nonostante la restituzione della refurtiva, intanto il 42enne non ha evitato le conseguenze legali del furto. Al momento non ha detto niente, li ha soltanto riconsegnati e per questo motivo noi l'abbiamo denunciato per furto aggravato. Ed è stata sgominata invece dalla Polizia di Stato una banda di ladri trasfertisti che hanno colpito più volte sia nella Marca che nella vicina provincia di Venezia. Ladri d'appartamento che avevano la base a Castel Volturno nel Casertano, ma erano attivi in tutto il territorio nazionale. Innescare le indagini che hanno portato agli 11 decreti di fermo, un colpo messo a segno a Santa Maria Capua Vetere la notte di Capodanno. Tutte persone di etnia rom, 10 uomini e una donna che provenienti dai campi rom del Napoletano vivono da poco più di un anno e mezzo nella località destra Volturno, tra le più degradate dell'area, dove hanno creato una vera e propria enclave. I reati contestati sono associazione a delinquere finalizzata ai furti in abitazione, ricettazione e riciclaggio, e dunque sono numerosi i colpi contestati anche nel nostro territorio, in particolare nelle province di Treviso e Venezia e più in generale nel nord Italia e in Emilia-Romagna. Andiamo a Vittorio Veneto ora, un'isoletta sul Meschio è al centro di polemiche per la gestione dell'ordine pubblico. Da una parte il gestore di un vicino locale lamenta presenze poco gradite, dall'altra la sindaca la definisce il punto più controllato della città. La nostra polizia locale è uscita da febbraio per ben 26 volte e in queste 26 volte non ha mai riscontrato nessun tipo di violazione di tipo amministrativo. Altro che area non sicura, l'isoletta sul Meschio è tra i punti più controllati di Vittorio Veneto. Questa è la risposta al titolare del vicino pub che lamenta da tempo presenze poco gradite davanti al locale che ha aperto qualche anno fa, probabilmente all'oscuro delle frequentazioni già presenti. Siamo nella parte a sud della città, lungo la bretella che porta all'ospedale di Costa. E da quando, sotto questo ponticello, molti anni fa lo spazio è stato attrezzato con delle panchine, poi è diventato punto di riferimento per persone che non studiano e non lavorano. Gente che sicuramente non attrae clientela, ma che è in regola con la legge e quindi libera di sedersi sulle panchine. Quasi tutti casi particolari, seguiti dai servizi sociali, come la giovane che ha creato un po' di scompiglio sabato pomeriggio, peraltro subito ridimensionato dall'immediato arrivo dei carabinieri. L'episodio di sabato appunto si riferisce a questa persona che ha delle fragilità, che è attenzionata dai servizi sociali e anche dalle forze dell'ordine. Purtroppo di queste persone ce ne sono in qualsiasi città e naturalmente creano disagi, creano anche situazioni così un po' di pericolo se vogliamo, però facciamo quello che riusciamo a fare. Questo non significa che su quell'isola stazioni una baby gang, sottolinea Bagliana, che per l'area sta già provvedendo con iniziative verso una sorta di pacifica occupazione. Innanzitutto invitando le persone a frequentare questi parchi, a sedersi, a leggersi un libro, ad ascoltare la musica e quindi a frequentarli. Secondo, con iniziative magari proprio messe in piedi dall'amministrazione comunale. E terzo, anche la proposta che abbiamo fatto al gestore del locale di prendersi a cuore questo parco e di poterne usufruire direttamente. Aveva sparato a un cacciatore 76enne perché il cane da caccia gli aveva azzannato una gallina. L'uomo, un 60enne, è comparso davanti al giudice per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale e il suo difensore è riuscito a ottenere una messa alla prova facendogli fare dei lavori socialmente utili. Si chiude così il procedimento giudiziario. Era accaduto il 21 dicembre scorso a Castelcucco. In preda alla rabbia per aver perso la gallina, il 60enne aveva pensato bene di sparare verso terra, ma di rimbalzo i pallini avevano centrato il cacciatore alla gamba. Secondo la versione del 60enne, il ferito aveva più volte violato i divieti che l'uomo aveva messo in bella mostra e che avrebbero dovuto impedire di utilizzare la sua proprietà come terreno di caccia, sconfinamenti che avevano esasperato il 60enne. Andiamo alla cronaca cittadina adesso, in particolare alla crisi dei centri storici, per contrastare la quale proprio da Treviso e dal sindaco Conte arriva la proposta di organizzare degli stati generali del commercio, mettendo insieme sindaci, esercenti ed esperti.
È fondamentale capire che non è un problema della città di Treviso, perché è un tema che sta travolgendo il commercio a livello nazionale, però mi piacerebbe che da Treviso partisse la svolta anche per il mondo del commercio. Treviso si candida ad ospitare gli Stati Generali del Commercio, riunendo allo stesso tavolo sindaci ed esercenti per cercare di contrastare il momento delicato che stanno vivendo i centri storici delle nostre città, che secondo l'ultimo report di Confcommercio in Veneto dal 2012 ad oggi hanno visto chiudere oltre 1000 negozi, più di 1600 nelle periferie. L'importante è che ci sia un momento di grande confronto scientifico basato su esperienze reali, che vada oltre gli slogan, oltre le polemiche, oltre i meri dibattiti tra parcheggio sì, parcheggio no, pedonalizzazione sì, pedonalizzazione no, ma si affronta il problema in modo davvero molto più strutturato e approfondito. Sindaci e commercianti devono lavorare insieme per un obiettivo comune, far crescere il territorio, spiega Conte, che poi mette l'accento sull'attuale particolare congiuntura tra difficoltà economiche, crescita dell'e-commerce, diffusione della grande distribuzione. A farne le spese soprattutto i negozi dei centri storici, che aggiunge rappresentano un presidio non solo commerciale ma altresì sociale e di sicurezza. Da qui la proposta, anche in qualità di presidente ANCI Veneto, di mettere insieme primi cittadini, esercenti ed esperti per studiare possibili misure. Dalle valutazioni urbanistiche alla promozione dei territori, anche alle modalità nuove di commercio, credo che serva un grande momento di confronto dove possiamo prendere delle best practice a livello regionale o nazionale e farle diventare iniziative diffuse nel territorio. E tra qualche mese una storica sala da ballo di San Biagio di Callalta diventerà un piccolo centro commerciale, ennesimo esempio di un fenomeno, quello delle discoteche, che sembra destinato a scomparire, ma è proprio così. L'abbiamo chiesto a uno storico professionista del settore. C'era una volta la febbre del sabato sera, quando ci si preparava per uscire con le compagnie verso la discoteca, che per qualcuno era una seconda casa, oppure un nuovo territorio dove tentare conquiste galanti. Non c'erano i telefonini, internet, al massimo il telefono a gettone per dire ai genitori che andava tutto bene e che a casa si tornava in macchina con gli amici. Oggi non è più così, o quasi. I cambiamenti sono sempre costanti nella società, mode si succedono e anche nel nostro mondo sono cambiati tante cose. Per esempio il ballo non è più proprio la priorità, oggi c'è l'aggregazione che persiste perché quello è un modo di stare assieme. Per questo tanti locali da ballo hanno chiuso, mentre chi continua è diventato un punto di incontro reale in un mondo giovanile sempre più virtuale, ma anche numericamente più scarso. Noi come locali abbiamo subito dei grossi cali negli ultimi 10-15 anni, frutto di cambiamenti appunto sociali. Una diminuzione anche delle nascite ha contribuito a quello che un tempo era per noi un modo per iniziare ad abituare i ragazzi a divertirsi anche in maniera sana, venendo alla domenica pomeriggio. Spazio oggi sconsolatamente scomparso, ma ancora vivo nei ricordi dei boomer e dei loro primi amori. Giovani di ieri che comunque si incrociano con i millennials e la generazione Z nelle strutture multisala. Parlando di questo tipo di locale, quindi un multisala, abbiamo delle proporzioni abbastanza equilibrate. Abbiamo una percentuale che oscilla tra il 20 e il 25% di giovani, lo stesso per gli amanti del mondo latino, lo stesso direi per quelli che frequentano le sale con la musica revival e anche un altro 25% per chi apprezza la musica con l'orchestra. E se qualche edificio storico del divertimento sta diventando un supermercato o si è già trasformato in un condominio, per Giannino Venerani non vuol dire che la discoteca sia morta. Parlo proprio per la mia esperienza, non è morta e penso non morirà mai, perché è un modo per stare assieme con la musica, quindi abbiamo sicuramente meno clientela disponibile, però quella che viene si diverte ancora tanto. Andiamo in stazione ferroviaria a Treviso adesso, al cantiere. Mentre i lavori hanno subito una significativa accelerazione, vengono spostati i parcheggi delle moto e delle biciclette. C'è stata un'importante accelerazione come da mia richiesta da parte di RFI, quindi si è affiancata un'ulteriore impresa per garantire il termine dei lavori entro
entro la fine del 2025. Lo aveva detto chiaramente ad RFI nell'ultimo incontro di qualche giorno fa il sindaco Conte, che serviva un'accelerata nel cantiere per la nuova stazione ferroviaria, e il cambio di marcia è arrivato. Uno dei quadranti al momento interessato dagli interventi, quello della bike station. E abbiamo disposto le nuove aree parcheggio in più posizioni in modo tale da andare incontro alle esigenze dei pendolari anche in virtù del sottopasso provvisorio che è attivo. Per permettere una serie di interventi di rifunzionalizzazione nella zona di accesso alla stazione e ai relativi servizi, dunque, in queste ore sono state messe a disposizione nuove aree di sosta biciclette e motocicli attrezzate nei pressi del Cavalcaferrovia e via Roma, oltre che all'interno dell'area Metropark con accesso diretto al binario 1. La segnaletica è anticipatoria rispetto all'interdizione dell'accesso alla velostazione in programma il 7 aprile a partire dalle 7:30. Nei prossimi giorni anche le aree destinate ai taxi e alla sosta breve troveranno collocazione nella zona del Metropark. Una volta ultimati i parcheggi ci sarà una nuova bike station chiusa, protetta, video sorvegliata in modo tale da limitare anche il fenomeno del furti di biciclette. E ora torniamo invece al paradossale caso di Quinto di Treviso, con un cittadino che ha acquistato la casa all'asta ma ora rischia di non poterci accedere perché non è chiara la proprietà della strada di accesso. Ieri vi abbiamo raccontato la storia, oggi sentiamo il parere di un esperto. Un acquisto all'asta, la strada di accesso alla casa in via Fagarea, Quinto di Treviso, che l'acquirente scopre di non essere di sua proprietà, è una vicenda che abbiamo seguito nelle scorse ore, con il nuovo proprietario addirittura condannato. Una beffa, carte alla mano, gli sembrava tutto in regola per un tipo di operazione immobiliare che comunque è sempre molto complicato, nonostante la perizia possa essere stata fatta anche dal tribunale. Questa è l'entrata con la quale mi è stato venduto l'immobile dal Tribunale di Treviso, perché sulla perizia c'è scritto chiaramente che l'ingresso è questo. Bisogna vedere le dinamiche di una causa, perché da quello che si è potuto capire dalla lettura che io ho fatto, comunque ha acquistato un bene all'asta, ed è vero. È anche vero che il lotto non è intercluso per il semplice motivo che ben due lati della proprietà confinano con una strada pubblica. A fare la differenza in questo caso è il fatto che la proprietà ha altri sbocchi sulla strada e l'accesso quindi potrebbe essere realizzato anche da altre parti. E le motivazioni, credo, del tribunale siano proprio queste, nel senso non si può costituire una servitù coattiva nel momento in cui c'è già l'accesso alla pubblica via, che basta aprirci il varco. Di certo la situazione è complessa, le dinamiche molte, occorre capire cosa è stato chiesto dagli avvocati e poi il diritto di accesso è regolato da varie materie. Sicuramente c'è un perito, ci sono delegati alla vendita, ci potrebbe essere un notaio, quindi non è che si venda così a cuor leggero un fondo intercluso con tutti i sistemi che ci sono attualmente di controllo. Inevitabile un messaggio generale rivolto a chi affronta queste operazioni. Molta attenzione quando si compra all'asta. Bisogna guardarsi non solo la perizia, bisogna guardare bene anche i bandi, perché tante volte tra i meandri della perizia e dei bandi si capisce se quel lotto è accessibile o meno, ma d'altro canto è difficile anche, se non impossibile, perché un fondo intercluso non è vendibile. Prima di fermarci per qualche istante di pubblicità, una notizia di cronaca sindacale, perché proprio sindacati e anche rappresentanze politiche, tra cui Rifondazione Comunista, al fianco questa mattina dei lavoratori dell'azienda agricola Tre Valli di Vazzola in sciopero per protestare contro carichi di lavoro insostenibili, carenza di personale, insufficiente rotazione alle postazioni, malattie professionali in aumento. Fly CGL, FAI CISL e Willa Will territoriali hanno dichiarato dunque lo stato di agitazione allo stabilimento, con sciopero per l'intera giornata di oggi e presidio davanti appunto allo stabilimento. A incrociare le braccia più del 90% dei 450 lavoratori, di cui 338 hanno contratti stabili e 112 a tempo determinato. All'AIA, vedete, di Vazzola. Siamo ora alla pubblicità, qualche istante, torniamo tra pochissimo con molti altri servizi.
Riprendiamo con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, ben trovati. Ora all'ospedale di Oderzo, perché c'è un nuovo ambulatorio per le gravidanze a rischio proprio nella struttura opitergina. In occasione della giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati sono state presentate le novità del reparto di ostetricia. È una celebrazione in grande stile della giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati, quella organizzata dall'unità operativa di ostetricia e ginecologia di Oderzo. Qui gentilezza e umanità non solo verso le partorienti ma verso l'intera famiglia si coniugano anche attraverso realtà come la Family Room, uno spazio ideato per trasmettere quella serenità che rappresenta un valore aggiunto in un percorso di assistenza personalizzata. C'è un bel gruppo di lavoro, un riferimento per la nostra ULSS per quanto riguarda la procreazione medico assistita, investimenti, nuova vasca ovviamente per il parto in acqua, investimenti sull'ecografo, un ecografo di alta generazione, quindi importante per vedere tutto dalla vilocentesi ad altre cose, quindi credo che questi investimenti importanti vanno verso un'unità operativa comunque all'avanguardia. Tra i nuovi spazi ci sono gli ambulatori per lo screening di diagnosi prenatale. Abbiamo questo ecografo di ultima generazione che siamo riusciti ad avere, con il quale adesso contiamo di iniziare un'attività che prima qui a Oderzo non c'era, è quella di iniziare un percorso che riguarda la diagnosi prenatale invasiva e non invasiva. La non invasiva è quella che fa riferimento appunto ai nuovi LEA, con l'erogazione del cosiddetto test combinato perché combina il dato di laboratorio con il dato dell'ecografia, e allo stesso tempo inizieremo a gestire anche la diagnosi prenatale invasiva con billo ed amniocentesi per le pazienti che risulteranno ad alto rischio. La stanza vasca per il travaglio e il parto in acqua è stata riprogettata. C'è poi una particolare attenzione alle donne che affrontano la gravidanza dopo un percorso di procreazione medicalmente assistita. Il centro della PMA è il centro di riferimento di tutta l'ULSS 2 Marca Trevigiana. Qui vengono fatti sia i prelievi per il pick-up ovocitario che anche l'embryo transfer, la trasformazione, l'inserimento in utero degli embrioni. Seguendo una tendenza che accomuna oramai un numero crescente di paesi, il calo delle nascite si è sentito anche sul territorio dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Rispetto ai 4.732 nati del 2023, nel 2024 si è registrato un calo di oltre 700 parti. Devo dire che l'ospedale di Oderzo, nonostante questo calo della demografia, quindi questo calo di nuovi nati, come si suol dire, tiene botta, cioè riesce, grazie a una serie di attrattività che ha creato e che sta creando, ad essere comunque un centro di riferimento per tutto l'Opitergino, ma anche per il Friuli. Parliamo di autismo. A Treviso quasi 100 nuove diagnosi nell'anno scolastico che è in corso. Dati emersi durante la conferenza stampa di presentazione del progetto Camminata in Blu, una passeggiata per sensibilizzare e promuovere l'inclusione. Nella provincia di Treviso ogni mese vengono diagnosticate tra le 10 e le 12 nuove situazioni di autismo, in aumento rispetto agli anni scorsi. In Italia si stima che un bambino su 77 nella fascia 7-8 anni venga diagnosticata una sindrome di autismo. Quindi è in aumento però abbiamo anche una consapevolezza con i servizi che diagnosticato per tempo e quindi con un lavoro fin da piccoli si riescono ad ottenere grandi risultati nella relazione, nell'autonomia, nello sviluppo dell'autonomia della persona. Lisa Loschi, coordinatrice del Centro Riferimenti Regionale Autismo di Treviso, espone i dati relativi ai bambini e ai ragazzi. Per quanto riguarda i vari gradi scolastici si contano 133 diagnosi relative alla scuola dell'infanzia, 494 alle primarie, 259 alle medie ed infine 176 alle scuole superiori. Per quanto riguarda gli adulti seguiti dal centro di riferimento sempre nella Marca, sono in totale 501, 219 nel distretto di Treviso, 186 Pieve di Soligo e 96 Asolo. È fondamentale lavorare con le famiglie, spiega l'assessore Tessarolo, e realizzare progetti di inclusione, fra questi quello promosso dall'amministrazione comunale che coinvolge commercianti e associazioni. Li abbiamo messi insieme con questo progetto. Allora era formazione, oggi abbiamo un momento invece in condivisione. Allora le associazioni per l'autismo spiegavano come accogliere le persone nelle attività commerciali, oggi le attività commerciali si vestono di blu invece nella giornata promossa dalle associazioni. Domenica 6 aprile alle 9 si svolgerà la Camminata in Blu e non solo, una passeggiata attraverso le vie di Treviso per sensibilizzare e promuovere l'inclusione. A rendere ancora più speciale questa giornata l'adesione dei commercianti al progetto Welcome Blu, con le vetrine dei negozi che si vestiranno a tema tinteggiate di blu.
E oggi la cerimonia di intitolazione in Molise a Sammi Basso della prima scuola d'Italia dedicata allo scienziato e ricercatore vicentino. Toccanti le parole della mamma Laura Lucchin. Emozione grandissima, è stata una cerimonia veramente toccante, emozionante. Titolare un istituto omnicomprensivo a suo nome è stata veramente una cosa stupenda, emozionante. Ben comprensibile l'emozione di Laura Lucchin, madre di Sammi Basso, il giovane biologo scomparso lo scorso 5 ottobre, che tanto ha fatto per la ricerca scientifica per la cura della progeria, malattia da cui era affetto, al quale è stata intitolata la prima scuola in Italia, l'Istituto Omnicomprensivo Molisano di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Una cerimonia intensa che ha rispettato in toto l'insegnamento di vita di Sammi. Nelle parole che sono state dette stamattina veramente hanno preso proprio la parte centrale di Sammi. Ecco, e come abbiamo anche detto noi, sarebbe bello prendere proprio ad esempio quello che è stato Sammi nel suo percorso di vita. Se l'aspettava? No, come tutte le cose che sono successe subito dopo, cioè si è mosso veramente il mondo e anche questa è stata una sorpresa. Più che mai esaustiva la motivazione di questa intitolazione, rappresenta un forte segnale educativo e valoriale, un riconoscimento della sua capacità di trasmettere ai giovani un messaggio di speranza, resilienza e fiducia nella scienza e nell'istruzione. Un tassello in più per portare avanti il lavoro di Sammi Basso e di tutta l'equipe scientifica in Italia e all'estero. Noi abbiamo sempre detto che non ci fermeremo mai, continueremo a portare avanti quello che stava facendo Sammi e noi anche con l'associazione dobbiamo portare avanti questo, poter dire a una famiglia che ha un figlio con progeria, tranquilli, sappiamo come curarlo. E quella di oggi è stata una giornata particolarmente avvincente per gli studenti dell'Alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto, perché avevano a far lezione uno degli chef più quotati d'Italia, Davide Oldani, che ha raccontato la sua arte tra i fornelli ai ragazzi, ma anche il suo percorso di vita alla presentazione del suo ultimo libro. Vi voglio raccontare com'è la mia idea di un riso. Per me il riso è un foglio bianco. È iniziata così la lezione dello chef Davide Oldani all'Alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto. Un'esperienza unica per questi studenti, ma anche per i tanti convenuti alla presentazione del suo ultimo libro. Un'occasione per raccontare la sua vita e il suo costante viaggio nel gusto, organizzata dalla latteria di Soligo con un obiettivo ben preciso. Perché credo che sia la necessità dei nostri giorni di coinvolgere i giovani. Se viene a mancare anche la passione, quella voglia di arrivare, quella voglia di avere anche del successo, io credo che sarebbe un disastro. Questo lo faccio perché è una parte della mia vita che voglio dedicare ai ragazzi, perché so che loro sono sempre di più il futuro, sempre di più, e quindi con Soligo io naturalmente ho una stima esagerata per i prodotti e da lì poi nascono le amicizie, nascono le stime sotto il profilo umano che mi portano a scoprire i mondi nuovi. Davide Oldani non è solo uno chef stellato e un allievo di Gualtiero Marchesi, ma si definisce una persona che voleva far succedere delle cose e non il successo. Se vuoi far succedere delle cose ti impegni per farle succedere e poi è la gente che poi parlerà del tuo successo. Dentro di me parlo sempre di ciò che faccio succedere. E Oldani si è raccontato, dalla passione giovanile per il calcio alla fatica di intraprendere la strada dei fornelli, dal primo ristorante in affitto ad un intero borgo comprato alle porte di Milano. E tutto sul doppio binario della missione e della passione. Una volta facevi la missione e in più dovevi avere la passione. Adesso con i giovani d'oggi secondo me c'è tanta passione, poi se uno vuole farsela diventare una missione lo può fare, ma non che uno debba essere per forza missionario per fare questo mestiere. Una lezione di vita e di fornelli dove Oldani ha chiesto ai giovani di abolire i sogni e guardare i desideri. Desiderare ti impegna un po' di più, ti dà un po' più di energia.
E agli studenti ci rivolgiamo ancora perché, attenzione, proprio oggi è stata definita e diffusa la data della prima prova scritta dell'esame di maturità 2025. Sarà il 18 giugno con inizio alle 8:30. Il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha firmato l'ordinanza ministeriale che definisce le modalità di svolgimento dell'esame di Stato, requisito fondamentale per l'ammissione, il giudizio sul comportamento. Nel caso lo studente riporti in sede di scrutinio finale una valutazione inferiore a 6 decimi non sarà ammesso. Se invece la valutazione del comportamento sarà pari a 6 decimi, in sede di colloquio discuterà un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale fondata sul rispetto dei principi costituzionali. La valutazione della condotta inciderà anche sui crediti per l'ammissione. Il punteggio più alto potrà essere assegnato esclusivamente agli studenti che avranno ottenuto un voto di comportamento pari o superiore a 9 decimi. Altro requisito necessario, lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Con queste misure compiamo un nuovo passo avanti per una scuola seria, formativa, che educhi al rispetto e alla responsabilità, ha dichiarato il ministro Valditara. Lo sport adesso, perché con un post sui social la tennista azzurra Jasmine Paolini, oggi numero 6 del mondo, eccola qui, ha annunciato il divorzio, chiamiamolo così, dal suo allenatore, il trevigiano Renzo Furlan. Le loro strade si dividono dopo un 2024 di svolta nella carriera di Paolini, che ha ringraziato Furlan, ex nazionale da atleta, per i momenti indimenticabili vissuti insieme, tra cui le finali di Wimbledon e del Roland Garros e l'oro olimpico di Parigi. Furlan è stato una parte fondamentale della mia crescita, sia come giocatrice che come persona, ha dichiarato Jasmine Paolini. Tutto quello che ho imparato da lui mi accompagnerà sempre e continuerà a guidarmi nel futuro. Il calcio adesso col Treviso che ha ritrovato la vittoria al Tenni, mantenendo 4 punti di distanza però dalla capolista Dolomiti Bellunesi, e tra 3 settimane ci sarà la sfida diretta che potrebbe mettere un sigillo al campionato. Portano la firma di capitano Aliu i 3 punti conquistati dal Treviso nella 33esima giornata di campionato. Gli uomini di mister Parlato ritrovano così dopo oltre 2 mesi la vittoria davanti al pubblico di casa, che consente di rimanere agganciati al Dolomiti Bellunesi a 4 punti di distanza quando alla fine dei giochi mancano 5 giornate. Un inizio di partita subito adrenalinico, con un'occasione per parte nei primissimi minuti, ma è alla mezz'ora che Aliu trova la rete del vantaggio sfruttando un calcio di punizione, ed è sempre lui ad aprire la ripresa, sfiorando il raddoppio, colpendo però il palo. Biancocelesti che vanno ancora vicini in più occasioni al gol del 2-0, e poi il Villavalle a 5 minuti dal fischio finale ad andare vicino al pareggio. Gli ospiti nel finale di gara mettono in atto un vero e proprio assalto alla difesa dei padroni di casa, bravi ad arginare le azioni offensive degli avversari. La partita finisce con un 1-0 importante per i trevigiani, per non perdere ulteriore terreno nei confronti del Dolomiti. Ora sul cammino del Treviso il Chionso domenica prossima e il Montecchio Maggiore il 13 aprile, rispettivamente terzultimi e penultimi in classifica. Tutto questo prima della sfida diretta in programma nel turno infrasettimanale del 17 aprile, quando i biancocelesti andranno a Belluno per sfidare il Dolomiti in una gara che potrebbe essere decisiva per le sorti del campionato. Ancora calcio, perché la Coppa del Re torna domani sera in esclusiva su Antenna 3 a partire dalle 21:30 col secondo turno di semifinale tra Real Madrid e Real Sociedad e tra Atletico Madrid e Barcellona. Da una parte il Real Madrid, che forte dell'1-0 della prima gara torna a sfidare il Real Sociedad, dall'altra Atletico Madrid e Barcellona che si affrontano di nuovo dopo lo spettacolare 4-4 del primo confronto. Su Antenna 3 ritorna in esclusiva la Coppa del Re, la Coppa del Re spagnola, e protagoniste sono le principali compagini del calcio iberico. Secondo turno delle semifinali domani e mercoledì sera alle 21:30, appuntamento da non perdere sulla nostra emittente che seguirà in diretta l'evento. Si comincia domani sera con la sfida tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e i baschi del Real Sociedad. La prima partita di semifinale ha visto i madrileni prevalere di misura con un gol di Felipe. Per i bianco-blu c'è dunque grande voglia di riscatto. Dall'altra parte Atletico Madrid e Barcellona arrivano da una partita incredibile. I madrileni, sopra per 2-0 nei primi 6 minuti, si sono fatti rimontare e superare ancor prima di rientrare in spogliatoio per l'intervallo. Sul 4-2 per i catalani non si sono però persi d'animo e hanno
ricambiato la beffa, agguantando il 4-4 con 2 reti tra l'84esimo e il recupero. Dopodomani sarà dunque di nuovo calcio spettacolo. Copa del Re da non perdere quindi su Antenna 3 in esclusiva domani sera dalle 21:30 con Real Madrid contro Real Sociedad e mercoledì sempre dalle 21:30 Atletico Madrid contro Barcellona. E adesso andiamo alla pagina dal Bellunese. Partiamo dall'area ex Agip, c'era attesa per la votazione in Consiglio Comunale della contestata variante, ma questo pomeriggio il punto all'ordine del giorno è stato ritirato. Senza numeri, con qualche assenza strategica sia fra la maggioranza che l'opposizione, con una petizione sottoscritta da 730 cittadini contrari alla variante al piano degli interventi per l'area ex Agip a Baldenic, il sindaco ha deciso di ritirare il punto all'ordine del giorno per effettuare gli approfondimenti del caso e valutare adeguatamente l'interesse pubblico. Era attesissima l'area nell'emiciclo di Palazzo Rosso e a testimoniarlo è stata la presenza di 2 agenti della polizia locale e di altrettanti della Digos. Fra il pubblico Alessandro Buzzatti del gruppo ACIL, proprietario dell'area per la quale è necessaria la variante per la realizzazione di un supermercato a marchio Canguro, Giovanna Ceiner di Italia Nostra e Luigi Filippo Daniele, capo frazione di Baldenic. Noi naturalmente siamo soddisfatti del fatto che il sindaco abbia preso in considerazione le 730 firme depositate proprio oggi all'ufficio protocollo. Soddisfatti PD e Insieme per Belluno. È evidente che qui i numeri non c'erano, che la maggioranza rischiava fortemente di non far passare il provvedimento e quindi così è stato deciso di fare. Questo progetto così com'è non ci è mai piaciuto fin dagli albori, fin dal 2022, per cui siamo contenti di questo. Naturalmente per quanto ci riguarda la cosa non finisce qui. Il sindaco fino a mezz'ora prima dell'avvio del Consiglio Comunale ha chiesto alla sua maggioranza la condivisione della decisione di ritirare il punto. Io credo che avere più dialogo, avere più consapevolezza, approfondire di più questo argomento non credo ci sia nulla di male, quindi con questi presupposti ho voluto ritirarlo per avere il tempo di far conoscere a tutti quello che è l'operazione e magari poi riportarlo, vedremo in futuro. Uno stop and go per il progetto, la società interessata al momento non rilascia dichiarazioni e per una maggioranza ultimamente in balia delle sabbie mobili. La decisione da me di ritirarlo è stata presa in maggioranza, quindi chiacchiere ce ne sono tante, però insieme abbiamo deciso di fare questo passo e ulteriore approfondimento. Le idee diverse sicuramente fanno bene, bisogna poi sapere fare sintesi. Fino adesso ci siamo sempre riusciti, non vedo perché non possiamo riuscirci anche in futuro. Una segreteria giovanissima che guarda al futuro, ricca di idee, programmi e iniziative. Parliamo del vertice del PD della provincia di Belluno. Futura è un po' una creatura che abbiamo avuto da subito e abbiamo avuto poi la fortuna di trovare anche il consenso e l'approvazione di altre forze politiche che si identificano nei valori di centrosinistra e abbiamo intrapreso insieme questo percorso politico che è teso ad allargare sempre di più lo spettro di sensibilità e di forze politiche che vogliono entrare in questo percorso. Cindy Manusci, sindaco di Pieve di Cadore, racconta così Futura, il progetto di aggregazione con cui si apre il libretto, che si chiama guarda caso proprio Abitare il futuro, che la segreteria del PD bellunese ha voluto presentare per fare il punto a metà del suo mandato quadriennale. Un primo biennio che racconta di un partito in crescita, con 18 circoli, 356 iscritti con un quasi più 18% rispetto al 2023, 1836 persone che in provincia sostengono il PD con il 2 per 1000 e un più 15% delle sottoscrizioni rispetto a un anno fa. Tanto di fatto e tanto da fare, come per esempio il proseguimento della battaglia contro la diga del Vanoi. Vanoi per noi è stata una delle battaglie fondamentali di questi 2 anni, è stata forse la battaglia più importante che abbiamo combattuto e che continueremo a combattere. Quando abbiamo iniziato a parlare di Vanoi nessuno conosceva la tematica e anzi ci davano dei disfattisti. Oggi la questione è tornata d'attualità, quello che chiediamo noi è che tutte le forze politiche che si candideranno alle prossime elezioni regionali sottoscrivano un impegno comune di contrarietà al Vanoi, ma non a Belluno, direttamente a Venezia. E poi, nonostante l'ottimismo di Zaia e Salvini, dopo l'inaugurazione della nuova pista da bob, ancora molto da dire sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Olimpiadi a cui il PD non si oppone come evento in quanto tale,
ma di cui critica il modo in cui sono state pensate. Zai ha detto che è stata l'opera della follia, noi concordiamo con lui, è stata proprio una follia. È stata una follia investire 150 milioni di euro per un'opera che di fatto non ha nessuna utilità, è stata una follia anche pensare un'opera senza nessun piano di gestione, ma la pista Bob è soltanto una delle occasioni perse alle Olimpiadi. Pensiamo solo a tutta la questione del villaggio olimpico, con tutto il tema che c'è importante sulla residenzialità. E ora andiamo alla cerimonia per i 70 anni di Confartigianato Belluno. Ospitata dal Teatro Dino Buzzati la cerimonia per il 70° anniversario della fondazione di Confartigianato Belluno, con la premiazione di 73 imprese con più di 50 anni di attività. Sono una storia molto lunga e quindi un momento importantissimo per fare un po' il bilancio e un po' anche capire in che direzione stiamo andando e quindi qual è il futuro delle imprese dell'artigianato. La cerimonia è stata occasione di parlare delle difficoltà del settore, visto negli ultimi 10 anni il calo in provincia del 16,7% delle imprese artigiane, a fronte del 10,5% regionale. Ribadita anche la necessità di politiche di sostegno per l'artigianato montano, tra cui la defiscalizzazione e l'istituzione di un assessorato veneto per la montagna, sul modello di quanto già fatto in altre regioni. Nonostante i numeri che sicuramente danno un segnale di difficoltà, noi abbiamo uno slogan per oggi: 70 anni di testa, mani e cuore. Altro tema affrontato è stato quello delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con la speranza ci sia uno spazio per le eccellenze artigiane, auspicando che l'evento possa diventare un'opportunità per il territorio. Oggi è l'occasione per ribadire l'importanza di questo grande segmento per l'economia e per la società che è l'artigianato. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio come sempre per averci seguito, tra poco le previsioni del tempo. A tutti una buona serata, arrivederci.